Mm. Buonasera, vorrei ordinare una pizza a domicilio se possibile. Beh, diciamo il più presto possibile. Mm, capisco. Prima di un paio d'ore è impossibile. E nel caso in cui invece venissi a prenderla io o a mangiarla lì direttamente? Va benissimo. Va benissimo, allora è il tempo di organizzarmi e arrivo. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Guardate dove cazzo bisogna arrivare per mangiare una pizza come si deve. Chiaramente io. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi ci troviamo in Valle d'Aosta, per la precisione a Gressoney Saint-Jean, in realtà poco prima Gressoney è qui dietro. Adesso prenderemo lo zaino, l'attrezzatura e il bus soprattutto per arrivare a Staffal, che è dopo Gressoney La Trinité, quindi dopo Gressoney Saint-Jean, per andare a prendere gli impianti di risalita, dato che oggi saliremo a... ve lo dico fra poco. Siamo arrivati a Staffal, signori, quindi adesso funivia e la salita di oggi ci porterà a Capanna Margherita. Spezziamo la salita in 2 giorni, dormiamo questa notte al rifugio Ognifetti e domattina prestissimo si parte per la salita. C'ho un po' d'ansia perché comunque non sono mai stato sopra i 4000 metri, quindi adesso vediamo come raggira il mio corpo. A dopo. Allora abbiamo lasciato la funivia lì e vabbè, non si vedrà mai e siamo saliti fino al rifugio Mantova e questo è il rifugio. Adesso facciamo una piccola pausa e poi arriviamo al rifugio Ognifetti, che è quello lì dove cenerò e dormirò, si spera, perché comunque è a 3006, una roba simile. Arrivati al rifugio. Lì ci sono delle montagne bellissime, no? Tu sei vicino al Montaglio, sì. Sulla terrazza del rifugio Ognifetti. Questo è il rifugio. Quello giù è il Mantova. Ore 4 scarse? 4 e 5. Allora, i ramponi della piena vanno bene, bravissimo. Temperatura fa caldo. Imbragati, ramponati. Si parte.
Vado. Passati i 4000, tutto ok, bellissimo. Vediamo il Cervino e il Lisca. 4002, ci siamo, zero problem. Capanna, vinto tu fur. Lisca e Cervino. Vediamo la capanna, ultimo strappo. Ci siamo. Arrivati. Occhio lassù. Andiamo a vedere com'è dentro la capanna. Boh, arrivati in capanna. Questo è l'interno, adesso si mangia perché c'ho una fame della Madonna. C'è la cucina. Allora, salita in 3 ore e 40, ragazzi. Si poteva fare meglio, però comunque l'abbiamo incordata, quindi ci sta. Bellissimo, bellissima giornata fino adesso, 15, no 10. A parte sti elicotteri che vanno girando da un po', speriamo che non è successo nulla. Questa è la capanna, dentro ve la faccio vedere fra un po'. E siamo a 4005. 4485, segna l'orologio, la capanna dovrebbe essere 4005. Bomba, bombissima signori. E adesso andiamo a fare l'unica cosa per il quale, cioè, adesso entriamo dentro a fare
la cosa per il quale siamo arrivati qua. Ce l'abbiamo fatta. Guardate dove cazzo bisogna arrivare per mangiare una pizza come si deve. Chiaramente io. Vabbè, pizza margherita, Caivano margherita alle ore 8:45, com'è? Top, veramente top. Quindi birretta. La salute. Magari negli anni sono un po' cambiati anche perché io sì, lo so. Vedi, allora forse io non avevo ben capito. Il Bentelan con la citirizzina che è un antistaminico, il Bentelan con la tisona, e poi Ma ti sai quanti giorni? non si sa, Non male. qualche allergia. Ed eccoci qua, signore e signori, per le conclusioni finali. Allora, noi le abbiamo fatte in montagna perché, avendo impiegato 2 giorni per salire, le temperature erano basse e le batterie sono morte. Non sono riuscito a ricaricarle a sufficienza. Quindi, cosa c'è da dire? C'è da dire che è stata una salita pazzesca, bellissima. Mi sono divertito tantissimo, meno impegnativa di quello che credevo. E quindi ve la consiglio, se avete questa passione è una cosa che va fatta assolutamente. Vedere l'alba a 4000 metri e 4005 è un'emozione indescrivibile. Ovviamente è una salita impegnativa a livello fisico, non difficile a livello tecnico, però impegnativa a livello fisico perché comunque si cammina per praticamente 2 giorni e si sale parecchio di quota. Quindi importantissimo un ottimo allenamento, una preparazione fisica adeguata. E se riuscite anche un po' di acclimatamento salendo magari delle cime più basse nei giorni precedenti, però andando su e giù per abituare il corpo all'altitudine, perché come si vede anche nel video la prima notte si passa a 3600 metri e diciamo che se non si è abituati si potrebbe soffrire un po' di mal di montagna. Per il resto grazie mille per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere e ci vediamo alla prossima. Ciao!